Un fuoriclasse dell'allegria, così è stato ricordato Elio Garbarino, falegname e formatore del villaggio del ragazzo scomparso un anno fa. Tanti gli amici che si sono incontrati al centro di San Salvatore di Cogorno per la messa e per un momento di ricordo. Con il suo temperamento, hanno raccontato in molti, Garbarino incoraggiava ad essere positivi in tutte le situazioni della vita, senza sembrare mai banale. Aveva una capacità in qualsiasi situazione di rendere la cosa risibile, la cosa scherzosa, veramente straordinario, un dono naturale da parte sua. Al contempo, nel solco della tradizione dei falegnami di San Salvatore, che sicuramente erano capaci di gioia e di divertimento, erano anche delle persone sagge e laboriose. E veramente io ho imparato da Elio in questi primi anni la capacità di poter stare sul lavoro facendo bene il proprio lavoro ma strammatizzando quando era il momento. Quando c'erano discussioni a volte, riunioni sindacali eccetera, lui poi veniva ma sono tutte filosofie che si fanno, ma poi sarà meglio che ci mettiamo a lavorare. Queste erano le cose che diceva Elio. Era una persona molto pragmatica, poteva sembrare uno semplicistico, ma non lo era per niente, era una persona che badava al sodo e badava a lavorare. Per la moglie di Elio Garbarino, la serata al villaggio del ragazzo è stato un modo per trasformare il dolore in ringraziamento. È stato un grande dono e ringrazio Dio per questo. L'avesse lasciato ancora un po', insomma, non avrebbe guastato, però probabilmente c'è qualcosa di più grande dietro e pian piano lo scopriremo, ecco. La serata si è conclusa con la messa in scena della pièce teatrale Voi savei che la inventò Upestu da parte della compagnia I Ruspanti, un modo per evocare il carattere frizzante di Garbarino, che si esprimeva spesso in dialetto genovese e che avrebbe apprezzato la simpatia della commedia.